Dopo la vittoria col Tortona e la bella prestazione di giovedì scorso, la Fortitudo Moncada incontrerà domenica prossima la squadra forte e temibile del Ferentino. Secondo Gianni la squadra sta lavorando e crescendo bene, ma deve cercare la vittoria esterna. È un equilibrio che la formazione riesce ad avere in casa. Un fattore determinante per la Fortitudo è anche il tifo, che segue costantemente le partite durante gli incontri al Palasport, un pubblico affezionato e che fa sentire in maniera forte e decisa il suo tifo. Cosa importante per il morale e che dà la carica alla squadra nei momenti di calo psicologico, la costanza dei suoi tifosi che ogni partita sfiorano circa 1500 spettatori, fa onore alla città. Tra i tanti tifosi appassionati al basket agrigentino e che lo segue quando può per via dei suoi impegni istituzionali è certamente il ministro degli interni onorevole Angelino Alfano, anche lui appassionato tifoso della Fortitudo. L'onorevole Alfano, come ci dichiara in questa intervista al termine della partita con il Tortona, era anche un giocatore di basket quando era studente. Bella vittoria, ampia, non ho la possibilità di seguirla sempre fisicamente, però insomma le ultime 2 volte sono venute, abbiamo vinto tutte e 2 le volte, per me è un ritorno col cuore alla mia passione giovanile per il basket e poi vedere il grande basket ad Agrigento è una emozione bellissima, che si vinca o che si perda, ed è il segno che Agrigento ha una passione per questo sport che va alimentata, quindi bisogna ringraziare chi ha investito, ci ha messo del suo e che ha consentito ad Agrigento non solo di fare pace con il basket ma di rinnamorarsi di uno sport che ha una radice antichissima e rivedere qui al Pala Moncada i ragazzi con cui ho giocato, e né io né loro siamo più ragazzini, più quelli che erano più grandi di noi hanno i capelli bianchi, ma vederli ancora qui con la stessa passione che si unisce alla passione di tanti ragazzini che non vanno via dal campo e che continuano a giocare dopo la partita è veramente bellissimo e fa pensare che oltre ogni difficoltà di questo nostro momento c'è la gioia di godersi questa splendida città e anche l'amore per lo sport.